Daniele Stival, consigliere regionale della Lega Nord in Veneto. Un altro argomento scottante, diciamo, è la questione della sanità qui nel Veneto orientale. Io nel programma qui ho letto che c'è scritto appunto il rilancio della nostra sanità parte quindi dalla difesa del nostro ospedale, il nostro si intende quello di Portogruaro, in questi anni oggetto di pretese razionalizzazioni operate senza alcuna protesta da parte della precedente amministrazione comunale, in riferimento a quelle centro-sinistra a Bertoncello. La difesa della nostra sanità non può avvenire chiudendoci noi stessi, come se fossimo in un fortino, ma mettendo in rete le strutture ospedaliere per promuovere e valorizzare le specifiche competenze. Qui si parla appunto di mettere in rete le strutture ospedaliere, quindi l'ospedale di Portogruaro, l'ospedale di San Donà, ma questa visione non va un po' contro quello che lei diceva, sosteneva, cioè di creare un ospedale unico a metà strada tra Portogruaro e San Donà di Piave? Assolutamente no. L'idea dell'ospedale unico è un ragionamento politico in avanti, nel senso che comunque fra 10-20 anni dobbiamo ragionare in strutture che siano tecnologicamente avanzate e quindi c'è bisogno di razionalizzare la quantità di ospedali perché senz'altro alcuni non servono. Ma in questo momento senz'altro questo ragionamento non è possibile farlo per un motivo molto semplice: la programmazione non lo prevede. Intendo dire cosa? Nel 2002, quando abbiamo votato questa programmazione che mette in rete l'ospedale di Portogruaro e l'ospedale di San Donà, la conferenza dei sindaci del Veneto orientale, allora presieduta dall'ex sindaco Rabacchin, e quindi in giunta c'era l'attuale candidato sindaco Bertoncello, non è arrivata nessuna nota di protesta rispetto a quella programmazione e a come è oggi strutturato l'ospedale di Portogruaro. Quindi ergo significa che se quella volta non c'è stata protesta alcuna, nel senso che è stato approvato così come era stato proposto dalla Regione la programmazione all'interno dell'ospedale di Portogruaro, quella è stata. Quello che noi diciamo oggi, che in una visione a bocce ferme in cui la sanità rimanga concentrata con i due poli ospedalieri, uno a Portogruaro e uno a San Donà, Portogruaro non può più cedere nulla. E quello che farà Stival Daniele in Regione e quello che farà la Lega a Portogruaro è per portare avanti questo progetto e questo obiettivo, che è quello che Portogruaro non deve perdere più una virgola rispetto a prima, cioè a quando silenziosamente Portogruaro e quindi l'amministrazione è stata zitta rispetto a programmazioni che erano state proposte da una visione diciamo di linea generale prevista dalla Regione. Per quanto riguarda, lei mi lancia appunto, mi fa un assist, nel senso che i servizi che Portogruaro ha perso, sta perdendo. È nata una polemica sul fatto che la sede legale del consorzio di bonifica, quello unificato, non è più a Portogruaro ma è a San Donà di Piave. E sempre in questi giorni è apparsa anche la notizia che l'ufficio delle entrate, qui a Portogruaro, vicino a Viale Trieste, viene ridotto di numero e trasferito praticamente a Mestre o a San Donà di Piave. Cioè l'impressione è quella che Portogruaro sta perdendo continuamente sempre pezzi per strada in una maniera che non si riesce ad arginare. Ahimè, anche qua la mia preoccupazione sta dove? Il centro-sinistra a livello nazionale ha un rappresentante di Portogruaro che si chiama Martella, onorevole Martella, PD. Quindi nei tavoli nazionali dove decidono, e parliamo ad esempio dell'ufficio delle entrate o altre situazioni tipo il tribunale, che decidono a livello nazionale se razionalizzare in qualche modo le aree geografiche in linea generale, dov'è la politica locale a livello nazionale a fare gli interessi di Portogruaro? Quello che invece le esigenze, vedi appunto consorzio di bonifica, vedi l'università, dov'è la politica portoguarese a fare gli interessi del portoguarese? Perché lascia che vada a San Donà il consorzio di bonifica? Nella istituzione su 21 sindaci ce ne ha 8 il PDL, 3 la Lega e tutti gli altri sono di centrosinistra. Non ci sono state levate di scudi, mi sembra, fino a oggi
da parte né del centro-sinistra né del PDL nei confronti del fatto che si sposti su San Donà, altro pezzo importante di storia e di esigenze del territorio. Dov'era la politica di centrosinistra quando ha lasciato andare la sede dell'USL a San Donà? Dov'era la politica di centrosinistra quando ha lasciato andare la presidenza della TVO a San Donà? Perché dico dov'era il centrosinistra? Perché tutto il portoghese, quando ha fatto quelle scelte, era governato dal centrosinistra e non ci sono state levate di scudi 10 anni fa. Adesso levano gli scudi perché sono in campagna elettorale, ma in questi 10-15 anni che hanno svenduto il territorio, dove sono stati? Erano loro al governo. Infine, per concludere, ritorno un attimo al programma di Angelo Tablo del centrodestra qui a Portoguaro. A un certo punto si parla di caserma Capitò, definita una struttura ormai in continuità con il centro abitato e dotata di servizi e spazi di grande interesse per le esigenze della città. Centinaia tra ufficiali e sottufficiali non di leva, molti già in Portoguaro con le proprie famiglie, hanno bisogno di sicurezza abitativa in condizioni economiche compatibili con l'età e i redditi familiari. Questi cittadini portoguaresi devono sentirsi parte integrante della città, per questo si dovranno avviare intese e programmi che permettano la realizzazione di soluzioni abitative favorevoli, anche promuovendo e sostenendo formule di cooperazione che possano godere di crediti agevolati e contributi regionali. La mia domanda è questa: ma non si crea una disparità tra coloro appunto che lavorano nella caserma Capitò e un cittadino portoguarese che svolge un'altra attività e che magari anche lui ha bisogno di una casa, quindi uno viene agevolato magari e noi che siamo di Portoguaro, cittadini, entrambi cittadini di Portoguaro, siamo un po' penalizzati. Allora, va distinto in due questo ragionamento che lei fa. Primo, noi abbiamo una realtà portoguarese che è a bassissima industrializzazione e quindi l'esigenza comunque di tenere qui delle persone per spendere nel territorio e quindi per economicamente essere utili al territorio. Per cui un servizio pubblico come lo ha sempre svolto l'esercito in questo territorio è stato una componente economicamente fondamentale, per cui perdere anche quell'ultimo pezzo che rimane della Capitò sarebbe devastante o comunque dal punto di vista economico pesante per il nostro territorio. Le forze di polizia, quindi in questo caso dell'esercito, vanno e vengono, quindi non è che hanno problemi a spostarsi gli ufficiali o coloro che devono vivere la caserma da un posto all'altro. Se gli dai dei servizi rimangono, altrimenti vanno altrove, quindi noi dobbiamo farlo in funzione di tenere una economia che ruota intorno appunto alla caserma nel territorio. Altro punto invece è l'esigenza comunque all'interno delle politiche che deve fare il Comune di Portoguaro dal punto di vista del sociale o comunque dell'edilizia abitativa di dare sostegno ai nostri cittadini di Portoguaro, ma lì torniamo al stesso ragionamento che abbiamo fatto prima: la politica deve fare delle scelte, la politica in un momento di difficoltà, anche in questo caso, deve sì essere volano e quindi mettere a disposizione risorse, ma lo deve fare con il principio del non dare tutto a tutti, che vuol dire non dare nulla a nessuno o fare l'elemosina a tutti, ma di fare una scelta precisa che è quella di dare prima ai portoghesi, e quindi anche in questo campo senz'altro verranno messe in campo tutta una serie di azioni affinché l'edilizia popolare, quindi a disposizione di chi in questo momento ha pochissime risorse a disposizione, possa rispondere anche a questa esigenza. Grazie.